Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepareremo insieme Pirichittus de Bentu. Prepariamo insieme i Pirichittus de Bentu, che sono dei dolci tipici sardi, molto croccanti, con sopra della glassa al limone, proprio tipici della nostra terra. Questi che prepareremo insieme oggi sono quelli che si preparano nella zona del Cagliaritano di Quartu Sant'Elena, perché sono un po' più grandi degli altri, che sono i Pirichittus Prenusu, e dentro i Pirichittus de Bentu sono vuoti, ecco perché vengono chiamati così, diciamo di vento, che vengono in sardo si traduce letteralmente proprio così, perché dentro sono vuoti, mentre gli altri Pirichittus Prenusu, che io ho fatto poco tempo fa e trovate qui in descrizione la ricetta, sono pieni, quindi la pasta risulta piena, quindi non sono vuoti. Ma ora bando alle ciance, vi faccio vedere gli ingredienti, come si preparano. Ecco i nostri ingredienti: ci occorreranno 4 uova medie, 125 g di farina 00, 60 g di strutto, un limone, un pizzico di sale, 125 g di acqua. Per la glassa ci occorreranno 250 g di zucchero, 90 ml di acqua e la scorza di un limone. Iniziamo subito la nostra preparazione. Qui ho la mia piastra a induzione, ma naturalmente possiamo farlo anche sul classico fornello della nostra cucina a gas. Andiamo subito a inserire l'acqua, il pizzico di sale e poi mettiamo anche lo strutto. Per comodità io andrò a grattugiare il mio limone, naturalmente biologico, direttamente sul composto. Ora possiamo accendere. Andiamo su una fiamma media oppure un calore medio e quindi andiamo a sciogliere lo strutto nell'acqua. Come si può vedere, lo strutto si è completamente sciolto. Attendiamo qualche secondo. Prendiamo la farina e la mettiamo in un colpo solo. In questo caso io sto usando un pentolino antiaderente, quindi non è semplice effettivamente capire quando si deve spegnere l'induzione oppure la fiamma. Se voi volete potete usare un pentolino in acciaio e quando si sarà formata una sorta di velo nel fondo, allora si potrà spegnere il fuoco oppure l'induzione e la pasta praticamente dei nostri Pirichittus sarà pronta. In questo caso che non aderisce perché il fondo è antiaderente, lo lasciamo, vedete, una volta che vediamo che il composto è bello compatto, possiamo anche spegnere. Lasciamo ancora un minutino e poi spegniamo.
Ok, ora abbiamo raggiunto la consistenza ideale e quindi possiamo spegnere. Trasferiamo il composto in un recipiente in modo da farlo leggermente intiepidire. Volendo possiamo aprire così, lasciamo leggermente sfreddare. Allora vi ricordo che nel frattempo che noi stiamo facendo queste operazioni consiglio di accendere il forno. Il forno dobbiamo accenderlo a 200 gradi, modalità ventilata, in modo tale che abbia il tempo di riscaldarsi, così noi possiamo infornare subito i nostri pirichitus. Una volta che il composto si sarà intiepidito, quindi vedete possiamo tranquillamente maneggiarlo, possiamo incorporare le uova, una per volta. Questo procedimento è molto simile a quello che si fa per fare i bignè, però vedrete che il risultato è un po' diverso, quindi abbiamo un po' di pazienza. Inizialmente il composto vedremo che si smonterà, però noi dobbiamo farlo ben bene incorporare, o meglio non si smonterà, si disunirà, però vedete che piano piano l'uovo verrà assorbito. Una volta che il composto aveva assorbito tutto l'uovo, procediamo con gli altri, sempre uno alla volta. Io questo lavoro lo sto facendo a mano, però si può fare tranquillamente anche con un impastatore oppure con una planetaria. Andiamo col terzo uovo. Quindi si è amalgamato anche il terzo uovo e adesso uniamo finalmente il quarto. Facciamo assorbire. Anche il quarto uovo si è amalgamato, quindi assorbito l'impasto completamente. Vedete, il composto per formare i pirichitus deve essere questo. Ora qui vicino a me ho posizionato già la teglia del forno ricoperta con della carta da forno, con un cucchiaino andiamo a prelevare un po', pochissimo impasto, lo mettiamo qua agli estremi, agli angoli della teglia, per fermare la carta da forno che non dovrà assolutamente svolazzare. Nel frattempo il nostro forno sarà quasi arrivato a temperatura, ricordo che devono essere infornati a 200 gradi per i primi 20 minuti,
poi dopo 20 minuti dobbiamo abbassare la temperatura a 180 gradi. Passati altri 20 minuti abbassiamo fino a 160 gradi, li facciamo cuocere 20 minuti. Dopodiché spegniamo il forno e apriamo leggermente per far uscire tutto il vapore. Possiamo togliere i nostri pirichitus quando si saranno completamente raffreddati. Mi raccomando, la cottura è fondamentale. Ora faremo proprio in modo tradizionale, mettiamo la teglia vicino, a seconda di quanto impasto metteremo per fare i nostri pirichitus, ovviamente saranno più o meno grandi. Io li voglio fare come, insomma, da tradizione, un po' più grandi, quindi metterò con un cucchiaio un po' di impasto e poi sopra un altro po', in questo modo, e poi proseguiamo, andiamo a distanziarli, mi raccomando. Io ho posizionato, vedete, il mio impasto facendo 9 pirichitus perché non ce ne stanno altri. Mi è rimasto forse un po' di impasto per farne forse 1 o 2, però lo farò separatamente perché si cresceranno molto in cottura. Se vogliamo possiamo bagnarci anche per non avere qualche cornettino, qualche spigoletto così nella pasta, possiamo bagnarci la punta delle dita e appiattirli un attimino, se no se ci piacciono invece rustici li possiamo lasciare tranquillamente anche così. Quindi andiamo a infornare i nostri pirichitus per i primi 20 minuti a 200 gradi in modalità ventilata. Una volta terminata la cottura, nelle 3 fasi che vi ho detto, quindi 200 gradi ventilato per circa 20 minuti, poi ho abbassato la temperatura dopo 20 minuti, l'ho messa a 180, l'ho lasciati ancora circa 20 minuti, poi di nuovo ho fatto finire la cottura altri 20 minuti 160 gradi. Una volta terminata la cottura ho spento il forno e ho aperto leggermente il forno tenendolo socchiuso con un cucchiaio di legno e poi piano piano l'ho aperto un altro pochino facendo uscire tutto il vapore che si poteva eventualmente creare. Quindi ho lasciato intiepidire i pirichitus, dopodiché quando ero sicura proprio che non c'era alcun calore ho tolto i pirichitus e li ho fatti sfreddare a temperatura ambiente ed eccoli qua, vedete, assomigliano tantissimo a dei grandi bignè. Però guardate come sono leggeri, proprio de bentu come si dice in sardo. Adesso che sono freddi siamo pronti per poterli glassare, quindi iniziamo, accendiamo, mettiamo subito l'acqua, poi aggiungiamo lo zucchero e la scorza di limone che vi ho fatto vedere prima. Mi raccomando, il limone deve essere con la scorza edibile, possibilmente biologico. Quindi lasciamo sciogliere lo zucchero e formiamo così la nostra glassa.
Vedete, è diventata trasparente, sta praticamente andando in ebollizione, quindi lo zucchero si è completamente sciolto nell'acqua, quindi adesso la facciamo, diminuiamo leggermente la potenza, la facciamo sobbollire finché non evaporerà leggermente l'acqua, diventerà un po' più densa. Quindi questa operazione durerà circa 5 minuti più o meno, non di più. Sono trascorsi 5 minuti, vedete che la consistenza è proprio cambiata, quindi adesso possiamo anche spegnere la nostra piastra, o se nel caso lo stiamo facendo nel gas, il nostro fornello. Quindi adesso procediamo a glassare i nostri pirichittus. Con un pennellino andiamo a spennellarli in questo modo, quando la glassa è ancora calda. Li andiamo a lucidare per bene. Ecco qui i miei pirichittus appena glassati, vedete che stanno già diventando un po' più chiari, dobbiamo aspettare che raffreddino completamente per poterli aprire e gustare. Ecco qui dopo una ventina di minuti quasi completamente asciugata la glassa, io non vedo l'ora di farveli vedere dentro. Dovrà comunque continuare ad asciugare almeno una notte intera per essere proprio belli fragranti, diventeranno belli croccanti, insomma. Ne prendiamo uno così vediamo com'è dentro, tagliamo, guardate un po', ecco qua. Vedete? È rimasto proprio vuoto, debento, come si dice. Adesso ovviamente andiamo a fare la prova assaggio. Delizioso! Devo confessarvi che è uno dei miei dolci preferiti. La glassa deve ancora asciugare, però è veramente buono, leggero e gustosissimo. Se vi è piaciuta questa bellissima ricetta tipica sarda, i pirichittus de bentu, fate un bel like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate anche la campanella di notifica così non rischiate di perdere nessun video. Venite a trovarmi anche sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Se vi fa piacere condividete il mio video e mi raccomando venite a trovarmi anche sul mio sito che è www.lericette-di-franci74.com e non perdetevi il prossimo video perché io vi aspetto. Ciao!